La camera dell'Albergo Paglia, dove Giuseppe Garibaldi dormì la notte del 10 marzo 1867. Il fez, copricapo con cui l'eroe dei due mondi è stato spesso raffigurato, e poi le camicie rosse appartenute a Giovanni Fraccaroli e Lorenzo Segantini, due dei 7 legnaghesi che parteciparono alla spedizione dei 1000. La Casa Museo di Maria Fioroni a Legnago è il più importante museo del Risorgimento nel Veronese e uno dei pochi presenti in Veneto. La collezione risorgimentale è il primo nucleo del museo, testimonianza di quanto Maria Fioroni fosse legata a quel periodo storico. Maria Fioroni è figlia del Risorgimento, in tutti i sensi, in termini cronologici, ma anche per il fatto che il padre di Maria Fioroni fu tra i combattenti della grande battaglia di Bezzecca. E quindi, plausibilmente, sappiamo che in famiglia si respirava il Risorgimento e si respirava appunto questa passione per Garibaldi. Fortezza del quadrilatero di difesa austro-ungarico, Legnago ha contribuito alle guerre di indipendenza prima e alle spedizioni garibaldine poi con circa 200 volontari, giovani che disertavano la leva per unirsi agli insorti. Testimonianze che grazie a scritti, medaglie, cartine geografiche e armi bianche da fuoco raccolte da Maria Fioroni sono arrivate fino a noi. La cosa particolare che caratterizza questo museo è che buona parte degli oggetti risorgimentali sono legati ovviamente alla storia di Legnago, ma sono legati alle famiglie legnaghesi che hanno avuto appunto i propri antenati che hanno combattuto ad esempio nelle battaglie di Garibaldi nel corso delle guerre italiane. E la cosa particolare è questa, è che queste persone hanno visto in Maria Fioroni la custode e l'ultima depositaria di questi tesori familiari che nel corso dei decenni le hanno affidato e che tutti oggi possono vedere tra le sale del nostro museo. Un impegno che Maria Fioroni ha vissuto come una missione, raccontare quell'unità d'Italia che oggi, a 150 anni di distanza, non è solo una ricorrenza da celebrare, ma l'omaggio alla memoria di chi credette in quel sogno e aiutò a realizzarlo.